15 secondi al via della ottava e conclusiva corsa, un confronto per cavalli di 5 e 6 anni, non vincitori di 3.750 euro negli ultimi 12 mesi. C'è un favorito netto, il numero 5 di Bugatti SS, cavallo ungherese, allenato da Robert Grandmüller in Germania, cavallo che è stato fermo per un lungo periodo, rientrato con una rottura in Ungheria, si ripresenta sicuramente la carta di un anno fa, decisamente superiore a quella dei rivali odierni. Tra gli altri è arrivato anche davanti a Blind Date, che abbiamo visto ieri vincere in categoria ben diversa a Modena. Autostar che si muove, 1 Claire di Jesi, 2 Bliss del Circeo, 3 Chantal del Ronco, 4 Conan dei Greppi, 5 Bugatti SS, 6 Cosimo Primo Klein, seconda fila 7 Ciclone Tav, 8 Brezza Grad, 9 Bellissima Gar, 10 Cefalo Jet. Macchina che accelera e stacca con molto veloce Chantal del Ronco. Al suo esterno si presenta subito Bugatti SS che passa a condurre all'imbocco della prima curva. Bugatti al comando nei confronti di Chantal, in terza posizione Conan dei Greppi, in quarta Claire di Jesi, di fuori Bliss del Circeo costringe in terza ruota Cosimo Primo Cla. Se ne vanno i primi 200 metri in 15:1, con Bugatti al comando nei confronti di Chantal del Ronco, Conan dei Greppi, Claire di Jesi. Prova a puntare in avanti ora Cosimo Primo Cla, che era rimasto in terza corsia. Aggira Claire di Jesi, gli offre un punto di riferimento e cerca di portarsi a tiro dei primi. Nel frattempo Bugatti SS ha completato i primi 500 metri di corsa con un paio di lunghezze nei confronti di Chantal del Ronco e chiude i 600 in 46,5. Passaggio davanti alle tribune, con Bugatti SS in vantaggio. Nella sua scia sempre Chantal del Ronco, di fuori Cosimo Primo Cla, seconda pariglia per Claire di Jesi. Se ne vanno gli 800 metri in 1:1,6, 39 il secondo parziale. Bugatti sempre a comandare il gruppo, Chantal che fa fatica a tenere il contatto, al largo sempre bene Cosimo Primo Cla che precede Claire di Jesi, poi Conan dei Greppi, il chilometro in 1:16,7 per Bugatti SS e Cosimo Primo Cla che si staccano dal resto della compagnia. Quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione, Bugatti sempre leggermente sollecitato, una lunghezza avanti a Cosimo Primo, la retta di lei però in 14,3, Cosimo Primo che con coraggio prova a riproporsi al suo esterno, Bugatti che accelera ulteriormente a metà della piegata conclusiva, cerca di vincolarsi anche da Cosimo Primo Cla, la retta d'arrivo con Bugatti SS che dà il colpo di grazia a Cosimo Primo Cla, se ne va a vincere facile dall'alto di una classe superiore. Cosimo Primo è secondo, mentre per il terzo posto Bellissima Gar a centropista viene a prendere la terza moneta. 29,8 a chiudere, 1:15,2 il ragguaglio cronometrico, compitino per Bugatti SS, Antonio Greppi, perfetto interprete dell'allievo di Robert Grandmüller, i colori della Soderia Solarium 2010. Facile assunto in percorso di testa del figlio di From Above, che riapprezziamo nelle immagini vincere in maniera autoritaria. Secondo Cosimo Primo Cla che continua a correre davvero alla grandissima. Al terzo posto Bellissima Gar. Si chiude così il pomeriggio dall'Arcoveggio con il successo di Bugatti SS Antonio Greppi.